Il sindaco Soldan ha deciso in questi giorni di togliere le macchinette dal municipio di Pieve di Soligo. Lei cosa ne pensa? Beh, il municipio per me ha fatto bene, perché la gente che va in municipio per fare qualche pratica è meglio che quando arrivi trovi chi deve fare queste operazioni presente, invece che andare in cerca a vedere se è al bar o a bere il caffè. Guardi, io lavoro anch'io su un'azienda dove abbiamo la pausa caffè con le macchinette e credo che se il sindaco ha deciso questo, sicuramente hanno valutato prima e poi fa sempre parte, diciamo, secondo me, di come è una persona. Quando uno ti dà una libertà bisogna sapere che ci sono che c'è un limite da rispettare. C'è la libertà, beviti il caffè, però non trovo giusto che un cittadino, visto che nel comune ci sono gli operai al servizio dei cittadini, aspettino i comodi di uno che deve prendersi il caffè non di 10 minuti ma di mezz'ora, e questo non è giusto. Secondo me ha fatto bene. Come ho detto prima, se ha valutato o hanno valutato, e mi sembra che è stato così, è giusto che sia così, che il dipendente, o chiamiamolo meglio collaboratore, valuti sta scelta e si faccia delle domande. Ecco.